morte di Andrea Camilleri ascoltiamo il professor Enzo Alessi, attore e regista. Il mio ricordo di Andrea Camilleri inizia a metà degli anni 70, quando, avendolo incontrato a un convegno pirandelliano, io che non lo conoscevo, lo proposi per venire a fare pure qualche regia per la settimana pirandelliana. Lui rispose che l'avrebbe fatta solo d'estate perché prima era impegnato a Roma sia alla RAI che all'Accademia d'Arte Drammatica. Ebbene, l'anno dopo e in estate preparò L'uomo, la bestia e la virtù col piccolo teatro pirandelliano. Successivamente preparò anche Uciclopo di Pirandello, tradotto dall'opera di Euripide, e poi anche La nuova colonia, sempre di Pirandello. Contemporaneamente lui volle anche portare con sé ad Agrigento Ruggero Jacobi, che era il direttore dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che ci diresse Nella sagra del Signore della Nave e Il Lazzaro, e poi Pino Passalacqua, che ci diresse invece in Pensaci Giacomino. A parte tutto questo periodo pirandelliano, poi lui venne anche a Raffadali, dove tra l'altro aveva una buona amicizia con il sindaco e lo scrittore e senatore Salvatore Di Benedetto, che era stato un partigiano, e a Raffadali Andrea Camilleri diresse 2 opere in 2 anni diversi, È nata ricca Massaro contento e poi La tunisina di San Secondo. Ebbene, in tutta questa operazione estiva, perché lui era sempre in estate qui, Camilleri ci dimostrò molta umanità, disponibilità, dava mentre dirigeva delle lezioni, e questo per me è stato anche un rapporto bellissimo che si è instaurato e che è andato oltre. Io qui con me ho gli incontri con l'autore del 96 fatti al Circolo Empedocleo, e la parte che riguardava il colloquio con Andrea vollero che la facessi io, ma ho anche Un filo di fumo e La strage dimenticata, perché io negli anni '80, verso la fine di quegli anni, li rappresentai. Un filo di fumo alle rappresentazioni a Real Monte e La strage dimenticata invece a Porto Empedocle. Sono 2 testi che andrebbero riletti per capire profondamente quella che era un modo d'essere Sicilia e un modo d'essere anche di rapportarsi tra i siciliani stessi. Andrea non è stato mai, e questo anche fino alla fine dei suoi giorni, un complice, è stato un uomo di verità, e se questa verità si pagava pigliandosi insulti, come diceva Andrea, ne stiamo fottendo. Io mi auguro tanto che l'opera d'Andrea possa continuare a essere conosciuta, specialmente nel nostro territorio. Lo merita perché Andrea è stato un grande uomo di cultura.